Si è svolta stamani a Licata presso la Villa Comunale l'agorà di presentazione e confronto sul patto per la sicurezza urbana Licata Sicura, nell'ambito delle iniziative pianificate dalla cabina di regia. Gli studenti, le associazioni, i cittadini comuni hanno esposto le loro proposte alle autorità presenti al fine di rendere Licata una città più sicura e confortevole. Più che fatti delittuosi ci sono dei fatti di vandalizzazione, sono delitti diciamo sociali e non delitti nel senso di ammazzare persone. Per fortuna non siamo arrivati a tanto, però di sicuro Licata ha bisogno di essere attenzionata meglio, perché questo questo protocollo d'intesa che abbiamo fatto con la Chiesa, con le autorità militari, con la scuola e con tutti i componenti più importanti della società è non importante, era necessaria. Ora stiamo cercando di attivare le procedure per poter mettere sulla giusta carreggiata i nostri giovani ragazzi che sono la forza di una città, che sono e debbono essere l'orgoglio di una società civile. Ecco, ma lei come se lo spiega, Sindaco? Me lo spiego perché tra le altre cose noi 2 settimane fa abbiamo avuto una riunione per quanto riguarda la dispersione scolastica, quindi da parte della famiglia c'è una guardia abbassata nel seguire i loro ragazzi, nel occuparsi in maniera diversa dei loro figli, e c'è un momento di sbandamento, dipende anche da quello. Prefetto, oggi lo Stato si stringe attorno a Licata, una città che negli ultimi tempi purtroppo è stata al centro dell'attenzione, con la curia, la scuola, insomma le istituzioni sono presenti qui a Licata oggi. Lo Stato oggi vuole stare in mezzo ai ragazzi, più che parlare vuole ascoltare. Abbiamo organizzato nell'ambito di quelle attività previste dal patto per Licata Sicura firmato qualche mese addietro, abbiamo previsto questo momento di confronto in cui i protagonisti devono essere i ragazzi e anche quelle associazioni che stanno fattivamente collaborando per avviare alcune iniziative sul territorio, che sono iniziative soprattutto di prevenzione, per facilitare la partecipazione dei cittadini. Questi sono temi a me molto cari, voi lo sapete, ne parlo spesso e cerco fattivamente di realizzarli. Ecco, oggi per me è veramente un giorno di festa, è stato preparato con tanta cura e tanta attenzione. Cercheremo soprattutto di ascoltare, recepire nei limiti del possibile le istanze dei ragazzi e poi vedere di condividerle ovviamente con l'amministrazione comunale, con la curia, con l'arcidiocesi. L'arcivescovo è veramente molto attento a queste problematiche e quindi molto sensibile, la scuola che ci sta dando una mano d'aiuto, siamo fiduciosi. Anche la Chiesa presenta questa iniziativa, un momento importante per Licata e anche per i ragazzi che oggi sono presenti. Anche il significato di questa manifestazione, Arcivescovo? È un momento importante per la comunità civile e ecclesiale di Licata. È un cammino che si è avviato attraverso il patto per Licata siglato dalla prefettura, dal comune nella persona del prefetto e del sindaco, in cui sono coinvolte le varie realtà del territorio, certamente a mio avviso senza nulla togliere agli altri, ma certamente la comunità scolastica e la comunità ecclesiale presente nel territorio proprio attraverso le parrocchie e le attività, al di là di quelle proprie, direi sacramentali, ma tutta quell'attività di educazione e di accompagnamento nella maturazione delle coscienze, in quella chiave di lettura che può essere, tra le altre, può essere la ricerca e la cura del bene comune.